Buonasera e bentornati con l'informazione di Telefriuli. È arrivata quindi nel pomeriggio di oggi la svolta politica nell'inchiesta della fornitura dei pasti nelle mense delle scuole dei centri estivi di Udine, che ha portato nei giorni scorsi all'arresto di 4 persone e 3 indagati. L'assessore comunale Elisa Asia Battaglia ha rimesso le deleghe all'istruzione. Ad assumerle sarà lo stesso sindaco Fontanini, che ha accettato le dimissioni. Riviviamo l'intensa giornata in questo primo servizio. Le intercettazioni della Procura, che ha portato a 4 arresti sulle pubbliche forniture delle mense nelle scuole di Udine, hanno quindi travolto la stessa Battaglia, che stando alle telefonate sembrava più solidarizzare con gli esponenti della ditta vincitrice dell'appalto mensa che con i genitori e rappresentanti. Alla lettura delle intercettazioni apparse sui quotidiani locali oggi, la Battaglia ha preso la decisione di dimettersi dall'incarico di assessore, spinta anche dallo stesso gruppo della Lega nella quale milita, che alle 12 ha convocato una riunione a Reana del Royale per chiedere all'assessore di fare un passo indietro anche per tutelarsi al meglio nell'inchiesta. Alle 15 quindi la riunione di maggioranza che ha formalizzato le dimissioni. Le deleghe all'istruzione passano quindi di mano al sindaco Fontanini. L'amministrazione comunale, dice la nota, guarda con fiducia al lavoro della magistratura e auspica una definizione rapida delle responsabilità di questa grave vicenda che vede il comune di Udine danneggiato in un servizio delicatissimo come quello delle mense scolastiche, i cui protagonisti sono i bambini e le famiglie udinesi. Attualmente il servizio mensa si trova in una sorta di limbo, è stato sospeso e sostituito il pro tempore. Inoltre sono ancora in corso le iscrizioni per il servizio di refezione scolastica. Molte famiglie attualmente si trovano in attesa di capire le decisioni che assumerà Palazzo d'Aronco. Nella maggioranza parla il capogruppo di Fratelli d'Italia Luca Vidoni, parla di scelta opportuna e auspicio che la vicenda venga chiarita, sollecita allo stesso tempo la Giunta a una revoca dell'incarico alla ditta appaltatrice. Diverso invece il tono dell'opposizione. Le rivelazioni delle intercettazioni sono sconvolgenti, con un assessore che si schiera contro i bambini e le famiglie udinesi. Sentiamo le dichiarazioni di Alessandro Venanzi, capogruppo del PD, e di Enrico Bertossi, di Prima Udine, che parlano di fallimento totale da parte della Giunta. Quello che sta emergendo in queste settimane sul sistema scolastico udinese è solo la punta dell'iceberg dei problemi che da tempo come opposizioni stiamo segnalando, dapprima sul post accoglienza, sui centri estivi e sulle mense. Ci sono dei problemi che insistono da anni. Oggi le vicende giudiziarie non devono interessare la politica cittadina, bensì le aule di tribunale, però un problema politico evidentemente c'è una incapacità di gestire la situazione da parte dell'assessore Battaglia, che pare oggi abbia sospeso le proprie deleghe, e soprattutto c'è un assordante e complice silenzio da parte del sindaco, che da mesi sollecitiamo a farsi carico di quelli che sono gli oneri relativi all'assessorato alla Battaglia. È evidente che a settembre l'assessore Battaglia e il sindaco Fontanini non saranno più credibili agli occhi degli udinesi e soprattutto dei genitori, che sono stati inascoltati e maltrattati per tutto questo tempo. Le intercettazioni dei carabinieri hanno rivelato una realtà sconcertante. Un assessore di Udine che si schiera contro i bambini, contro le famiglie udinesi, e si fa sostenere dalla ditta che sta palesemente fornendo un disservizio nella fornitura dei pasti. Ecco, questa è una cosa inaccettabile. L'assessore Battaglia doveva e deve uscire dalla giunta comunale, non deve più amministrare la città, al di là delle proprie competenze, delle proprie deleghe, che comunque sono state un fallimento totale. Quindi un nuovo assessore, sperando che sia più competente ma soprattutto più leale nei confronti delle famiglie udinesi. Altri commenti arrivano anche dalla consigliera del Movimento 5 Stelle, Rosaria Capozzi, che dice: mi aspetto dal sindaco che ha in mano ora le deleghe a una gestione degna del servizio, cosa che non si è vista fino ad ora. I bambini hanno diritto a un servizio impeccabile. Dal sindaco, che fino ad ora è parso mero spettatore di questo disastro, ci si attende che ponga le basi di un inizio e di un proseguo d'anno scolastico dignitoso. Federico Pirone, capogruppo di Progetto Innovare, dice che i problemi sollevati dalle famiglie e dagli insegnanti sono ancora sul tavolo. Questa è la cosa che ci preoccupa di più. Poi c'è anche una nota della Filmcams CGIL, che ha chiesto un incontro urgente al Comune di Udine, la ditta di refezione scolastica EP, vincitrice dell'appalto del capoluogo friulano, per capire possibili risvolti occupazionali.
Politicamente c'è una grossa responsabilità su quanto avvenuto, commenta il sindacalista Francesco Bonopane. Solo 20 giorni fa il sindaco ci aveva riferito che gli appalti sono una questione che riguardano prettamente i dirigenti. Qua si tratta invece di menefreghismo fatto sulla pelle dei genitori, dei bambini e dei cittadini. Voltiamo questa pagina e parliamo ora di pandemia con il bollettino di oggi, e lo vedete anche già in sovraimpressione. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.607 tamponi molecolari sono stati rilevati 26 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,72%. Sono inoltre 3.316 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4 casi. Nella giornata odierna non si registrano decessi, nessuno è ricoverato in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 8. I nuovi positivi dopo il ciclo vaccinale concluso da 14 giorni sono lo 0,1%. Di questa quota solo una percentuale minimale, 35 persone in Friuli Venezia Giulia, è stato ricoverato e nessun caso ha richiesto l'accesso alla terapia intensiva. Il dato è stato reso noto oggi dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, in occasione del suo intervento alla tavola rotonda Le regioni a confronto sull'emergenza pandemica. Dobbiamo continuare con la campagna vaccinale e far comprendere a chi non si è ancora deciso che questa è la strada maestra per uscire dall'emergenza, ha ribadito Riccardi, che sulla richiesta di cambio degli indicatori per valutare lo stato di rischio ha sottolineato che il quadro è profondamente cambiato e resta importante proteggere il sistema ospedaliero. Quindi, seppur da non trascurare gli altri indicatori rispetto alla pressione ospedaliera, sono da considerare in secondo piano. E a proposito del coinvolgimento di chi ancora non si è vaccinato, sono 32.000 gli over 60 della provincia di Udine, ai quali è stato recapitato in questi giorni una lettera che li sollecita a immunizzarsi per la propria salute, come sentirete da questo servizio. Molti anche gli infermieri che non si sono sottoposti alla profilassi. L'azienda ospedaliera udinese è pronta ad assumerne 200 per riorganizzare gli organici. Sentiamo. Più di 30.000 over 60 residenti nella provincia di Udine che non hanno ancora effettuato il vaccino stanno ricevendo in questi giorni le lettere di sollecito. È la prima azione della regione per spingere chi ancora è indeciso a sottoporsi alla profilassi. Nella missiva, a firma del direttore dell'azienda sanitaria del Friuli Centrale, Dennis Caporale, si parla del vaccino come unica soluzione al Covid-19, affermando che l'umanità ha fatto passi da gigante grazie a tecniche mediche che hanno permesso a una fascia di popolazione sempre più ampia di vivere vite più lunghe e sane. Si invita quindi a proteggersi e a mettersi al sicuro in quanto la fascia d'età over 60 è considerata la più a rischio, quindi l'appello a fidarsi agli esperti per chiarire ogni dubbio. Dubbiosi però sul siero, poco convinti lo sono anche quei 1.000 sanitari dell'azienda ospedaliera che non si sono ancora vaccinati, in gran parte dovrebbero essere infermieri. Indubbiamente siamo rimasti anche un po' colpiti da questi numeri, anche perché fin dalle prime fasi gli ordini, come tutte le istituzioni, si erano mosse in maniera abbastanza attenta per cercare di promuovere appunto la vaccinazione all'interno dei nostri iscritti, e un certo risultato fin da subito si era visto. Poi dopo effettivamente con la parte, diciamo così, della fine primavera, quando c'è cominciato a essere qualche dubbio con qualche vaccino, lì probabilmente si è cominciato a vedere una flessione. Per loro dovrebbe scattare la sospensione. L'azienda ospedaliera del Friuli Centrale non vuole però farsi trovare impreparata ed è pronta a riorganizzare i reparti con 200 nuovi infermieri presi dalle graduatorie del concorsone dell'ARCS. E ora la cronaca. Aveva messo in vendita su un sito internet specializzato una vettura di grossa cilindrata. A rispondere all'annuncio, dimostrandosi interessato così all'acquisto, un uomo di 73 anni che risiede in un paese alle porte di Udine. I due si sono accordati e il pensionato in più tranche con bonifici bancari ha versato la somma di 85.000 euro, però non ha mai ricevuto la vettura tanto desiderata e tanto costosa. Ha denunciato così l'accaduto ai carabinieri della stazione di Campoformido, che hanno avviato subito un'indagine e hanno individuato il responsabile, denunciato a piede libero per l'ipotesi di reato di truffa. A finire nei guai un 23enne pluripregiudicato di origini rom residente nel Veneziano.
E ora vi facciamo vedere le incredibili immagini di un incidente stradale accaduto ieri sera alle 23 nel territorio del comune di Pocenia. Intorno a quell'ora che il giovane conducente di una Fiat Punto, dopo aver urtato un'altra vettura, ha perso il controllo del mezzo, ha finito la sua marcia invadendo una corte privata contro il porticato di un'abitazione, abbattendolo parzialmente. L'automobilista è stato trasportato all'ospedale di Latisana, sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano del Friuli e i carabinieri della stessa compagnia di Latisana. Voltiamo pagina. 3 opere dell'artista friulano Ottavio Sgubin sono state posizionate nella sede nazionale di Banca d'Italia a Roma. Le aveva acquistate per il trentennale la filiale di Pordenone nel 2005 e ora resteranno nella capitale. Daniele Micheluzzi. 3 grandi opere dell'artista Ottavio Sgubin, originario di Fiumicello ma da anni pordenonese d'adozione, fanno bella mostra nella sede nazionale della Banca d'Italia a Roma. Le opere erano state acquistate nel 2005 dall'Istituto Bancario per il trentennale della filiale di Pordenone. Si tratta di 3 rappresentazioni di edifici simbolo della città, racconta Sgubin, il municipio, il Duomo e la Chiesa del Cristo. I 3 dipinti costituiscono un trittico accomunato dallo stile chiarista e dall'appiattimento della figurazione, in cui il soggetto è colto nella sua immobile grazia architettonica, spiega il pittore friulano. I dipinti saranno così esposti in modo permanente a Roma all'interno della prestigiosa collezione di opere d'arte di Banca d'Italia. Un legame particolare, quello di Sgubin con la capitale, dove ha esposto molte opere, in particolare relative al Circo dei Barboni, che lo ha reso celebre a livello nazionale come il pittore degli ultimi. La sua passione fin da bambino era quella di veder lievitare i dolci, così ha deciso di frequentare una scuola alberghiera e ha realizzato il suo primo panettone a soli 16 anni. Adesso di anni ne ha appena compiuti 20, a settembre aprirà il suo primo punto vendita a Tolmezzo. Sentiamo questa storia. Il primo panettone l'hai realizzato a 16 anni, adesso apri un negozio. Cosa ti ha spinto a fare questa attività così giovane? Allora, ho sempre avuto una passione su tutto quello che è il mondo delle lievitazioni, in particolare il mondo dei panettoni e delle colombe, quindi i grani lievitati. E ho iniziato quest'anno con una piccola attività, producendo solamente a piccole botteghe e negozi con le colombe, e dopo adesso ho deciso di fare il passo successivo, quindi un piccolo negozietto con punto vendita, con un piccolo banco di dolci freschi a Tolmezzo. Qual è la tua formazione prima di aprire questa attività? Ho conseguito un classico diploma di scuola di cucina alberghiera, ma diciamo che ho sempre avuto anche lì la passione dei viaggi, quindi mi sono specializzato in aziende dove trattavano questo tipo di prodotti, quindi lievitati, panettoni, colombe e dolci di pasticceria. E non hai familiari comunque che hanno fatto questa attività e che ti hanno trasmesso la passione? No, diciamo che questa è una passione che è nata fin da piccolo e che ho poi proseguito con gli studi, specializzandomi, e dopo ho fatto questa scelta, quindi mi sono buttato in questo mondo dei lievitati e della pasticceria. Che cos'è che ti spinge così giovane a intraprendere un'attività in un momento tutto sommato difficile? Ma penso che ci sia comunque la voglia nel consumatore finale di un prodotto buono, di qualità, fatto seguendo una ricerca del prodotto, della selezione, quindi penso che ci sia un tipo di clientela che cerca questo tipo di prodotti e che vuole una qualità del finale. Chiudiamo con lo sport. La Web Gesteco Cividale, parliamo di basket, ha raggiunto l'accordo per l'acquisto dell'atleta Alessandro Paesano per la prossima stagione sportiva 2021-2022. Nativo di Tolmezzo ma cresciuto a Roma, Alessandro Paesano è un centro di 2 metri. Nella sua carriera può vantare l'esperienza nella nazionale Under 20, quindi anche a Chieti, Montegranaro, Reggio Calabria e Ancona. Alessandro è un lungo duttile, tecnico e atletico che può tranquillamente giocare da centro o alla grande facendo valere fisicità e velocità. E questa era anche l'ultima notizia, io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata, arrivederci.